Non è la prima volta che per me il clima è pesante, ma è chiaro che diventa pesantissimo quando una situazione già decretata da Cosa Nostra di permanente pericolo nei miei confronti si aggiunge anche questa vicenda. Sono molto preoccupato per l'imprenditore che ha ricevuto la minaccia e mi sembrava doveroso denunciare questo episodio. A dirlo è stato il presidente della regione siciliana Crocetta, dopo l'incontro con i magistrati della procura di Palermo e dopo le minacce ricevute. Il colloquio è durato circa una ventina di minuti, sul contenuto Crocetta ha mantenuto uno stretto riservo. A chi gli chiedeva se avesse sentito o visto l'imprenditore destinatario della lettera minatoria, il presidente dell'Ance Palermo Giuseppe Di Giovanna, Crocetta ha tagliato corto dicendo soltanto di aver sentito Confindustria. Questa persona aveva fatto, dopo la mia elezione, una serie di iniziative pubbliche in cui in cui dichiarava testualmente persino che lui vedeva il nuovo corso della regione col presidente Crocetta qualcosa che avrebbe fatto eliminare la mafia dal sistema regione e puntualmente ha ricevuto le minacce, quindi figuratevi che è una cosa allucinante, cioè questo aveva fatto solo delle dichiarazioni di sostegno alla mia battaglia antimafia, null'altro. Infine, rispondendo a chi gli chiedeva se le minacce potessero essere lette in chiave elettorale, ha risposto no, perché la lettera è arrivata prima. Il presidente della regione è venuto nel mio ufficio per riferirmi di una lettera di minaccia di morte che gli era arrivata. Prendo sempre sul serio le minacce rivolte a personaggi delle istituzioni, a meno che non siano palesemente provenienti da soggetti squilibrati, ha commentato il procuratore Messineo dopo l'incontro col governatore. Rafforzare le misure di sicurezza non lo so perché lo deciderà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ha detto Messineo. Non ho chiesto di rafforzare le misure di sicurezza nei miei confronti, non lo chiedo mai e comunque non spettano a me queste valutazioni, ha detto poi Crocetta al termine dell'incontro con i magistrati.